Buongiorno da Adria, primo cocktail show Parco del Delta organizzato da Terrazze in Piazza qua ad Adria appunto. I barman del Veneto presentano i cocktail per l'estate 2024 e come ospiti gli allievi della scuola alberghiera di Adria. Questo concorso è nato un po' per gioco ma un po' anche per valorizzare le eccellenze del Delta. Appunto è un contest che farà anche il giro del Delta itinerante, quindi quest'anno è ad Adria in un contesto di Terrazze in Piazza e l'anno prossimo sarà rilanciato in un'altra sede, sempre comunque dai comuni del Delta. Si richiede che quello che verrà creato come beverage, un cocktail logicamente, quindi la miscellanea di più ingredienti, abbia una gradazione alcolica bassa, quindi bere in modo responsabile. Tornando al progetto che è stato ideato da Paolo Marani appunto della Terrazza in Piazza e ci sentiamo di aiutarlo. Abbiamo coinvolto le scuole alberghiere perché pensiamo che siano da persone adulte quali siamo, sia un trade union, proprio un passaggio di testimone alle scuole alberghiere. Io sono cresciuto o mi sono formato alla scuola alberghiera di Adria qualche anno fa e abbiamo coinvolto in primis le scuole alberghiere di Adria con i suoi alunni, i suoi docenti. Quest'anno siamo al numero 0, c'è una buona risposta, ci sono i barman professionisti delle associazioni di categoria più di valore e ci sono i ragazzini che chiaramente promettono bene. Premierei al primo posto, c'è un primo posto ex equo, primo posto a Carolina Carcia. Vieni, c'è l'Angelo Custode alle spalle che è il tuo docente, questo è per te, brinda a tanti successi e fermati qua. L'altro primo posto assoluto che è in condivisione con Carolina, Salmaso Alessio. Un secondo premio assoluto e premia Leonardo Cisotto da riconoscere a Jennifer Gianlorenzi. Brava Jennifer, complimenti ragazzi. Il terzo classificato è Mauro Duse. Secondo classificato Occhiali Ray-Ban classici, Luca Zennaro. Luca, soprattutto la giuria ti suggerisce che devi farli più cattivi perché l'hanno bevuto tutto. Mettiti qua. Il primo classificato ha fatto il suo cocktail in un mixing glass. Gli ingredienti erano del vermouth dry, quindi del martini dry, della vodka e serviva con un side un po' particolare che dava valore al suo cocktail e la giuria ha dichiarato che il primo classificato sia Paolo Francescon. Complimenti Paolo. Scegli un borgo e mandaci una cartolina, se non cartolina anche un piccolo video. Ok.